Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto veneziano. Oggi parleremo sia del creare la pace in casa, proprio per questi periodi difficili in cui molti italiani si sono ritrovati a un certo punto in difficoltà. Si sono trovati davanti a scelte importanti, a scelte di strategiche per uscire, muoversi, andare via di casa, trovare nuovi lavori, hanno visto aumenti importanti delle bollette di casa, delle fatture, proprio per strategie europee che stanno indebolendo tutto il sistema. E quindi nelle case, nelle varie case, nelle varie famiglie, sia per il Covid, questo periodo di dittatura farmacologica, sia per, come si suol dire, la guerra che ormai è alle porte, no? Cioè, nel senso, ormai si è visto che l'Ucraina purtroppo non riuscirà a fermare le truppe russe e come ha sempre spiegato Marietta al 2010, purtroppo saremo costretti, nostro malgrado, a entrare in guerra contro la Russia. Quindi sosteniamo con vigore il popolo ucraino con ogni mezzo e anche con la magia. Ma proprio per questo dobbiamo creare noi, nella nostra nazione, una rete eterica importante, cui il Degar Magnetio Veneziano ha iniziato già nel 2015 con un circuito dove potete scaricarlo nel sito del Capitano. I link li trovate sotto in descrizione per poterlo scaricare, in cui dobbiamo essere uniti per difendere il sacro suolo italiano. Ma nella nostra casa, nel nostro piccolo, possiamo, oh, si suol dire, stampare questo circuito e appenderlo ai muri. Questo è un circuito radionico per creare pace in casa. Nelle pillole, io ho fatto più di 2500 pillole, nelle pillole del vostro Marietto veneziano. Precedentemente ho parlato anche che il mago, l'esoterista, il cercatore di verità deve cominciare anche a guardare se stesso, il suo fisico, mangiare meno carne, comprare un materasso adeguato, con cui può dormire e svegliarsi bene, perché il corpo, se dorme bene, poi il giorno, prima di tutto, si ricostruisce meglio di notte e di giorno chiaramente ha un'altra attitudine. Poi chiaramente ho parlato nelle varie pillole della melatonina radionica e dei vari alimenti nutrizionali. Potete andare a cercare queste pillole nelle varie playlist del Marietto. E poi chiaramente anche il ciondolo magico che il Decarmaneto Veneziano hanno creato, ideato e proposto, no, nel nostro sito. Ma oggi voglio parlare anche di un mezzo che è con noi tutti i santi giorni e purtroppo alcune volte per scelte o condizionamenti ci influisce in modo negativo nella vita. Questo è il mezzo più usato praticamente dagli esseri umani, e a parte il vestiario, sono le scarpe. Perché le scarpe? Perché le scarpe, voi non ci credete, come il materasso, no? Il materasso ci dà questa forma di protezione di notte perché fa, a dipendenza del materasso, chiaramente se è di qualità oppure è un materasso scadente, ci dà la possibilità di ricostruire in modo migliore o peggiore il nostro corpo. La scarpa, no, ci dà ogni giorno la possibilità di camminare e quindi tenere una postura, il chakra a posto, oppure praticamente ci devia la postura e questo influisce poi sui chakra, sul nostro modo di pensare e via dicendo. Praticamente la scarpa è un mezzo importantissimo. E io vi posso dire che 52 anni fa mi sono fermato con mio papà davanti alle vetrine di scarpe e mi aveva colpito che mio padre diceva appena mi promuovono generale, e lo ripeto, mi disse appena mi promuovono generale, io comprerò queste scarpe qua e ve le faccio vedere. Queste scarpe qua sono le classiche scarpe
polacchine, queste scarpe sono scamosciate, che è una pelle economica, e hanno una suola che è denominata para. Ma che differenza fa questa para con le classiche suole tradizionali? Beh, questa para, è fatta di caucciù, cioè praticamente è un vegetale. Questa suola qui è un vegetale, quindi è una scarpa fatta con chiaramente una pelle non scadente, ma di seconda qualità, come tutte le scarpe, che comunque è sempre ottima, e un vegetale ai piedi che è questa benedetta para. Beh, mio padre stette lì 2 ore a spiegarmi a livello eterico e a livello energetico tutte le qualità di queste scarpe, e 52 anni fa mi rimase il suo amore a quel tipo di scarpe lì. Si vede che o non aveva la possibilità di prendere, oppure solamente quando avrebbe raggiunto il grado di generale, no, aveva questo permesso di potersi acquistare questo modello di scarpe. Io non mi ricordo solamente che era un color sabbia, mi ricordo che ai tempi più avanti, quando li ho visti in giro, una famosa ditta, Clark, come si dice, le vendeva, ma so che queste scarpe qui si chiamano polacchine, sono semplicissime, ma hanno il vantaggio prima di tutto di avere una suola vegetale, una scamosciatura semplice, e massaggiano il piede e danno energia al piede quando la persona cammina. E questo aiuta anche a portare pace in casa. Costano relativamente poco, si possono trovare 40-50 euro, no? Durano una vita e portano benessere, come ad esempio porta benessere la melatonina, la vitamina C, il non mangiare carne di animali morti, e dormire in un materasso adeguato. Negli ultimi periodi ho parlato anche degli scacchi. Se le persone sono interessate agli scacchi, è buono per un mago incominciare a imparare a usarli, per il semplice fatto che, come vi ho detto, che un vero mago per forza di cose è un militare, no? Gli scacchi aiutano non certamente a migliorare l'intelligenza, ma a sviluppare l'intuito, la creatività e via dicendo. E questi sono piccoli strumenti che portano sempre ad avere un'attitudine positiva in casa. Quindi riepiloghiamo: il circuito radionico serve per inondare la casa di energie benefiche. La persona poi deve incominciare a mettere un piano strategico, studiare un piano strategico per migliorare se stesso. Il primo punto sicuramente è l'alimentazione, quindi integratori. Io ho fatto già delle pillole su questo: MSM, vitamina C, melatonina, andate a cercarle. Poi un buon materasso sicuramente vi permetterà di dormire e ricostruire il fisico in modo adeguato. E importantissimo è la scarpa, perché la scarpa influisce sui vostri chakra più di quello che voi pensiate, proprio perché allinea la schiena. Quando voi vedete una persona con i tacchi 12, no? Nulla contro il tacco 12, ma chiaramente quella persona molto probabilmente avrà problemi di disallineamento dei chakra. Quando voi vedete una persona in sovrappeso, oppure che parla sempre solo di cibo, molto, e chiaramente il cibo intendo anche la carne, molto probabilmente ci saranno delle problematiche energetiche. Quindi tutte quelle persone che in questo periodo difficile incominciano a programmare una rinascita, oppure una, come si suol dire, un allineamento a voler, o un avvicinarsi al benessere, il Marietto consiglia: primo, un buon materasso; secondo, un'alimentazione adeguata; e nel settore delle scarpe, che è importantissimo, le polacchine costano relativamente poco e danno al corpo un influsso energetico estremamente importante. E poi vi ricordo chiaramente che è importantissimo anche il ciondolo, quello lo vendiamo noi nel nostro sito. Bene. Cari amici, vi ringrazio di avermi ascoltato, attivate questo circuito e poi ascoltate tutte le pillole della vostra Marietta Veneziana e dalla vostra Ildegana. Ciao e alla prossima!